forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took a road for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. I never said promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we will walk in fields of gold. We will walk in fields of gold. E questa settimana abbiamo iniziato con un argomento davvero molto interessante. Ben ritrovate alle cantine di Platone. Parliamo di Tiziano Terzani, un grandissimo personaggio carismatico che ha veramente ribaltato il concetto di libertà di pensiero. E qui alle cantine di Platone abbiamo il piacere di avere il suo biografo ufficiale. Io intanto ringrazio Dagmar e Valentina per l'accompagnamento musicale di questa puntata e introduciamo quindi veramente l'intervento di questo autore. Lui è Alen Loreti. Ciao. Ciao Alen e ben ritrovato. Grazie. Allora, come dicevo, è un grandissimo piacere averti qui e poter parlare di Tiziano Terzani. In questi giorni abbiamo un pochino raccontato com'è stato il tuo primo incontro con lui, anche se poi non è stato un incontro verbale, perché non avete mai avuto la possibilità di conoscervi personalmente. E chissà, mi viene una domanda così estemporanea. Secondo te come sarebbe stato il vostro rapporto? Un po' da quello che, perché non l'hai conosciuto personalmente, però un po' da quello che hai letto, hai scoperto su di lui. Allora, in questi anni come te lo immagini il vostro rapporto? In questi anni mi è capitato appunto di conoscere e intervistare le persone molto vicine che l'hanno conosciuto e anche i suoi veri amici. Devo dire che per gli amici che aveva estremamente selezionati si capisce che era un uomo molto esigente, così come era esigente verso se stesso, era molto esigente anche nei confronti delle altre persone e quindi era un uomo estremamente generoso, quindi chissà, devo dire, forse sarebbe stato altrettanto generoso come sono stati i figli e la moglie in questi anni con me. Probabilmente però sarebbe stato altrettanto esigente, forse mi avrebbe bacchettato sì, in alcuni casi perché anche nel fare le ricerche per la biografia io ho cercato sempre di attenermi a quella sua grande qualità che è il rigore, la precisione e la verifica dei fatti, quindi sentendomelo sempre un po' sulle spalle forse, chissà, magari tante volte avrebbe cercato di stimolarmi un po' di più. Nella prima puntata raccontavi che è stato un incontro, diciamo, bello con la famiglia di Terzani, però allo stesso tempo dicevi bisogna avere sicuramente un contatto empatico, ma allo stesso tempo sapersene distaccare in un certo senso per poter guardare con più obiettività a quello che poi stai studiando, perché effettivamente Tiziano Terzani per te è stato un oggetto di studio, esatto, in un certo senso, esatto. Quindi andare oltre l'umanità e guardarlo veramente come un qualcosa da studiare. E, che cosa, visto che tu non l'hai conosciuto effettivamente, c'è qualcosa che ti è mancato di questo mancato appunto incontro, mancato contatto reale con lui? Che magari ti ha un po' reso il lavoro difficile o comunque in qualche modo ti ha tolto qualcosa? Devo dire che tante delle domande che mi sono posto in questi anni, in realtà è stato capace di porle fortunatamente il figlio Folco proprio durante l'ultimo incontro con suo padre, da qua è nato poi un bellissimo libro, Alla fine il mio inizio, e lì il figlio è riuscito a mettere all'angolo il padre facendogli tante domande scomode e devo dire che tante cose che mi sono chieste sulle scelte che ha compiuto Terzani nell'arco della sua vita trovano risposta proprio in quel libro lì, quindi devo dire che il mio in realtà è stato un lavoro più che altro soprattutto sulle carte, sulla ricostruzione cronologica di una vita, soprattutto legata ai primi 30 anni di vita, perché il reporter, il corrispondente di guerra lo conosciamo attraverso gli articoli e i libri che poi lui ha pubblicato. Mentre sapevamo pochissimo del Terzani giovane studente, Terzani manager, Terzani studenti in America, le sue prime prove autoriali come giornalista e quindi uno ad esempio degli ritrovamenti più belli secondo me è stato a Firenze quando abbiamo ritrovato in casa
legato da un filo di spago, una decina, quindicina di articoli scritti da un Terzani quindicenne, sedicenne. Ecco. Questo significa che questo uomo per mezzo secolo ha conservato in casa gli articoli, i suoi primissimi articoli, quando per guadagnare qualche soldino lavorava per un giornale locale, il Giornale del Mattino. Quindi sono stati questi ritrovamenti che mi parlano del Terzani, cioè un uomo che sapeva di avere una proiezione storica della propria esistenza e quindi ha conservato veramente tantissime cose. Queste tantissime cose ci hanno permesso poi di ricostruirlo nella sua pienezza. Quali sono le domande che ti sei posto nei confronti di quest'uomo? No? Prima dicevi, tante delle domande che io mi sono posto le ho poi ritrovate, per fortuna, nelle risposte poi del figlio. Quali erano queste domande? Le domande erano legate prima di tutto a quanta fatica ha fatto ad andarsene da Firenze, perché lui diceva che Firenze gli stava stretta, però a Firenze c'erano i genitori e il legame con la famiglia alla fine è sempre stato poi un legame determinante. E Terzani sembra che se ne preoccupi poco, in realtà poi dalle carte... che cosa viene fuori? Viene fuori un legame straordinario con i genitori, soprattutto con il padre. Con la madre magari c'era un legame un pochino più conflittuale, ma spesso a volte succede perché Terzani era figlio unico e la madre era molto apprensiva nei confronti della salute di Tiziano, soprattutto quando era piccola, perché parte del ceppo materno era stato decimato dalla tubercolosi. Infatti, sì, e quindi una madre che forse tendeva a soffocare questo bambino e quindi un bambino che non vedeva l'ora di scappare. Però detto questo, oltre a questi legami familiari molto solidi, ci sono state soprattutto le grandi amicizie. Terzani è stato un uomo di grandi amicizie, soprattutto durante l'università, con figure che poi sono state determinanti nell'arco della sua vita. Uno dei suoi compagni di classe, ad esempio, era Giuliano Amato, oppure Carlo Ginzburg, oppure Remo Bodei e molti altri. Quindi è stata una gioventù che poi in qualche modo si è fatta strada da sola. Sì. Altre domande invece che ti sei posto e alle quali sei riuscito ovviamente a dare delle risposte? Una domanda più che altro sulla sua depressione, sul fatto che si fosse ammalato soprattutto durante gli anni in cui abitava in Giappone. Lui dall'85 al 90 ha abitato in Giappone e questa depressione non nasce solamente dalla sua difficoltà di inserirsi nella realtà giapponese perché non riesce a imparare la lingua giapponese, è già un uomo maturo e quindi ha difficoltà a imparare una nuova lingua, anche se ne parlava già 5. Credo che lì il grande trauma sia proprio stata l'espulsione dalla Cina, cioè Terzani arriva in Giappone quando la ferita con la Cina, l'espulsione dalla Cina è ancora molto aperta. Facciamo un attimo un passo indietro, così anche il nostro pubblico riesce a comprendere quello che stiamo dicendo. Ieri ci eravamo lasciati, parlavamo dell'anno 72, no? Della moglie, del trasferimento in Cina. Parliamo prima di arrivare appunto al trasferimento in Giappone, visto che ne hai parlato, che cosa succede dal 72 fino poi al trasferimento in Giappone? Gli anni 70 sono determinanti per la sua formazione perché c'è la guerra in Vietnam, quindi lui è impegnato a seguire la guerra in Vietnam, la segue da Singapore che gli permette di coprire tutto il sud-est asiatico. Poi nel 75 si sposta ad Hong Kong, quindi come dice lui guardava la Cina dal buco della serratura. Successivamente questi 5 anni a Hong Kong, chiaramente anche qui racconta soprattutto dell'olocausto cambogiano, della guerra tra Vietnam e Cambogia, dell'invasione vietnamita in Cambogia e questo anticipa poi il grande salto in Cina che avviene nel 1980 ed è il grande sogno per Terzani. A 42 anni realizza il sogno di una vita, diventare corrispondente da Pechino, tra l'altro battendo anche tutte le altre testate giornalistiche americane ed europee. Qui realizza il suo sogno, resta in Cina per 4 anni, sempre accompagnato dalla famiglia, solo che Terzani racconta storie che non dovevano essere raccontate, che non piacciono al Partito Comunista Cinese, esattamente, e a un certo punto il Partito Comunista Cinese riesce a intrappolarlo e poi successivamente lo caccia via. Nonostante lui fosse filo comunista, tra l'altro. Nonostante fosse proprio questo il problema, Terzani era estremamente autentico, estremamente rigoroso, e battendosi obiettivo e battendosi per la verità, chiaramente su Der Spiegel lui scriveva quello che vedeva era i risultati del maoismo. Il maoismo aveva assolutamente azzerato un'antichissima civiltà come quella cinese, e gli effetti di quel tipo di socialismo purtroppo avevano prodotto milioni di morti e questo era inaccettabile per i funzionari del PC. E quindi purtroppo viene cacciato via e lì è un grossissimo trauma, un trauma enorme per lui perché in qualche modo non ha
più la terra sotto i piedi. Quindi la tua domanda, ritornando poi a quello che dicevamo prima, è proprio legata quando scatta questa depressione, questa malattia di non ritrovarsi più nelle cose di cui si sta occupando, e scatta proprio da qui. La sua grande crisi proprio comincia dalla Cina, da questo trauma. Tra l'altro poco prima dell'espulsione muore suo padre, Gerardo. A cui era molto legato. A cui era molto legato, e quindi c'è una somma di avvenimenti che lo colpiscono profondamente. E quindi immaginate questo uomo, ormai 45enne, deve iniziare una nuova carriera in un nuovo paese, in questo caso il Giappone, è estremamente anche debilitato. E quindi i 5 anni giapponesi saranno molto, molto duri per lui, e infatti lui ne parla pochissimo. Bene, ci lasciamo con questo e magari domani riprendiamo da Certo. qui, perché mi piace proprio ripercorrere la storia cronologicamente, così come poi è fatto nel tuo libro. Lo ricordo, La vita come avventura di Tiziano Terzani, scritto appunto da Alen Loreti. Io ti ringrazio davvero per essere qui e per raccontarci queste cose davvero molto molto interessanti. Ringrazio anche voi per averci seguito e ringrazio Dagmar e Valentina, con cui concludiamo la nostra puntata, e dopo ascolteremo un altro pezzo tratto dal libro di Alen Loreti. A domani con le cantine di Platone. Sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it sweeping till my guitar gently weeps. I don't know why nobody told how to unfold your love. I don't know why someone controlled you. They open sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look at you all, see the love that they're sleeping while my guitar gently weeps. I look at you all, see the love that they're sleeping, still my guitar gently weeps. Voglio continuare a fare quello che faccio, viaggiare per il mondo a cercare una cosa che non esiste, la verità. Non c'è la verità, una cosa che tu scavi e la trovi, però c'è il processo di avvicinarsi a questa cosa che tu sai che non esiste, ma il processo in sé è la grande missione di un giornalista. Non voglio continuare a vivere a Tokyo, è un paese di una noiosità spaventosa. Questo è quello che mi ossessiona del Giappone e dei giapponesi, che sono terribilmente noiosi. C'è un grande paese la cui cultura non conosco e che potrebbe rappresentare una seconda infanzia, un ricominciare da capo, perché è un paese grande, con una grande storia, una grande tragedia, una grande popolazione, l'India. Forse voglio andare a perdermi in India per un po'.